Centro anch'io, centro anch'io. Ben ritrovati, nel Museo di Santa Giulia si può ammirare che questa lastra sepolcrale con grifone in pietra di Botticino del secondo secolo d.C. Reimpiegata nel muro esterno di Santa Maria in Solario, rappresenta l'animale mitico sacro ad Apollo e ad Elios, il dio del sole, espressione dell'apoteosi del defunto. L'animale, dal corpo leonino e le grandi ali d'aquila spiegate, è posto a guardia del sepolcro. La zampa sinistra alzata si appoggia ad un albero, probabilmente quello della vita, mentre il levriero ha una doppia valenza, alluderebbe all'attività venatoria nel caso che il defunto fosse un uomo, o alla fedeltà verso il marito e la famiglia qualora fosse una donna. Proverbio di oggi dedicato agli affaristi. State a sentire. Chi caporo del diavolo è il famiglia sui solz. Andiamo un po' a sentire. Brigitte, tu sei toga. Sono Togo, Che è del Togo? togolese si dice. Sì, lo so, però per dire a Brescia, toga, no? Sì, le toga, le proprio bu. Chi è Bu? Le bu, le Togo. Chi è Sono Bu? i biscotti, I biscotti. Chi è Bu? Le bu, le proprio bu. E poi cosa c'è di buono ancora, oltre ai biscotti? Ah, ci sono tante belle cose, buone cose anche del Togo, quindi non posso dire tutto, se no non venite a scoprire. E quando scendi in Togo? Penso tra poco, ecco. Vai giù a parlare in dialetto bresciano? Ah sì, proprio sì, perché è una novità e una ricchezza grande anche, quindi sono curiosi di sentire il dialetto bresciano. E quando scendi cosa dici? Oh, Soriana che... Guarda, come state? Poi siete, venite qui, siete. Senti, chi caporo del diavolo, carissima Brigitte, è il famiglia sui solci, l'hai capita? Ho capito un po'. Chi ha paura del diavolo non fa soldi, non ha soldi. Sì, non guadagni soldi, no? Non guadagni soldi. Cioè? Devo migliorare il mio dialetto, No, bisogna stare lontani dal diavolo che è meglio, va? Sì, proprio sta facendo scherzetti. Ho capito. Che capì benone. Sì. Io traslittero, Traslittera. Chi ha paura del diavolo è il famiglia solci. Cioè, Nel senso che chi ha paura di fare cose magari non propriamente giuste e che cerca di rimanere sempre nei canoni, rischia di non fare mai soldi. quindi la persona che vuol guadagnare soldi e fare carriera... non si deve vergognare a usare magari delle scorciatoie. Chi ha paura del diavolo non fa sui soldi. Cioè? Cioè che non bisogna aver paura di rischiare, perché anche se quello che può sembrare abbastanza non consueto nella società moderna può risultare ottimo in termini di economia. Chi caporo del diavolo, il famiglia sui soldi, chi ha paura del diavolo non farà i soldi, non farà carriera, quindi insomma per guadagnare ci vuole purtroppo scaltrezza negli affari. Grazie per essere stati in nostra compagnia, parola ai nostri ragazzetti, sentiamo un po' come se la cavano oggi, alla prossima. Luca, ti piace la Maelo? Sì, Sì, che cos'è la Maelo? a fragola. Bravo Luca, la Maelo è proprio la fragola.